La coscienza della propria cultura rende i popoli liberi. In queste parole di Amílcar Cabral è presente tutto il senso di riscatto da miseria e sottosviluppo in cui i popoli africani sono stati costretti da secoli di schiavitù. La scrittura di una lingua propria, da millenni solo parlata, la sua diffusione tra una popolazione nomade da sempre, sono lo strumento di rivalutazione dell'identità e della coscienza nazionale con cui un popolo assume il proprio ruolo nella storia. Questo accade oggi in Somalia con l'Olola, la campagna di alfabetizzazione totale del paese. Un popolo analfabeta al 90%, costretto a un secolare isolamento dalla regola del nomadismo, è oggi investito da una vera offensiva culturale, decisivo passo in direzione del mutamento delle condizioni che facevano della miseria una ineluttabile condanna. I 2/3 della popolazione è nomade. Circa 2,5 milioni di persone dedite a quella che per centinaia di anni è stata ed è la sola fonte di ricchezza del paese, il bestiame. 3 milioni di cammelli, 4 di bovini, 15 di capre e pecore, a tempi alterni decimati da gravi siccità e ricostituiti nel numero nei periodi di pioggia, spingono i nomadi alla continua ricerca di pozzi e pascoli. Il ritmo della loro esistenza è scandito dalle stagioni. Le grandi piogge del Gu, tempo di feste e di abbondanza, i pochi mesi dell'Agar, poi le piccole piogge del Deir e infine il Gilal, la lunga stagione secca, trascorsa in interminabile attesa accanto ai pozzi, risparmiando tutto, energie, cibo, acqua, affinché un semplice ritardo delle piogge non sia fatale. Una vita trascorsa tra una siccità e l'altra in condizioni economiche di pura sussistenza. Con la campagna di alfabetizzazione, alle abbeverate giungono anche i giovani studenti della città. Divideranno con i nomadi per lunghi mesi la vita della boscaglia. Impareranno a pascolare il bestiame, a orientarsi con le stelle, a conoscere il segreto di erbe e radici. Trascriveranno nei loro quaderni le leggende, le poesie e i proverbi della gente nomade. Conosceranno il senso vero di un mondo che è anche il loro, ma che prima ignoravano quasi del tutto. Insegneranno a tutti a leggere e a scrivere per fornire loro i primi strumenti di una conoscenza nuova e per rendere esplicita una ricca, antica cultura, fino ad oggi tramandata solo oralmente e talvolta per sempre perduta. Said Mohamed Abdul Hassan, l'eroe nazionale, è il condottiero della leggendaria armata a cavallo Draush, composta da nomadi che si oppose alla penetrazione coloniale di italiani, inglesi, francesi ed etiopi. Massimo poeta di lingua somala, oltre che condottiero,
Egli fu il più autorevole tra quelli che tentarono di tradurre la lingua somala, per millenni solo parlata, in lingua scritta. L'intento era quello di trasmettere la sua opera poetica, contenente gli ideali della guerra di liberazione Trausch, e di rendere possibile l'alfabetizzazione totale della popolazione nomade. La guerra e le difficoltà linguistiche impedirono la realizzazione della volontà di Said Mohammed, che solo ora, per opera dei dirigenti della nuova Somalia, diventa realtà. Il polo alternativo al mondo nomade è la città. Mogadiscio, Amar in lingua somala, è la capitale, la più grande, con i suoi 400.000 abitanti. La città somala nasce e si sviluppa con il commercio. Pochi grandi trafficanti hanno costruito fortune economiche scambiando con i nomadi bestiame e pelli contro tè, riso, zucchero, datteri, di cui il nomade non può fare a meno nei lunghi periodi di isolamento nella boscaglia. Ora, con il nuovo corso politico instaurato dai militari progressisti e dalle forze popolari nel 1969, la città tende a restituire alla società tradizionale quello che per secoli aveva preso. Inizia l'ambizioso progetto di ricomposizione del tessuto sociale e culturale del paese. In questo processo, le donne somale sono spesso le protagoniste della nuova realtà politica. Relegate per anni dalla religione di Stato, l'Islam, ad un ruolo subalterno, colgono l'occasione per affermare in concreto i loro diritti, recuperando il senso del lavoro e della libertà e divenendo cardine essenziale della nuova Somalia. Nella campagna, la mobilitazione popolare si traduce nella formazione di cooperative e di comunità agricole. Nel 1972 aveva preso avvio il programma di sviluppo rapido dell'agricoltura. Era necessario innanzitutto creare un'alternativa alla monocoltura della banana di eredità coloniale attraverso la diversificazione delle colture. Le fertili terre dei bacini del Giuba e dello Shebeli, sfruttate per decenni in maniera irrazionale, cominciano a produrre cereali, frutta, riso, con la realizzazione di indispensabili infrastrutture costruite in gran parte con il lavoro volontario. Insieme al progressivo sviluppo delle zone agricole si estende a tutto il paese la campagna di alfabetizzazione. Come tra i nomadi, così nei villaggi giungono i giovani maestri delle città. La scrittura della lingua, la sua diffusione attraverso la campagna di alfabetizzazione di massa sono il filo conduttore della storia della Somalia scritta negli ultimi anni. Un filo conduttore che ha saputo, nonostante le difficoltà, realizzare una serie di importanti obiettivi. Il paese e la popolazione, divisi da profonde contraddizioni, si sono raccolti intorno all'alfabeto in un primo momento di unità nazionale, superando per la prima volta la distanza tra città e campagna. La cultura popolare, da subalterna, ha potuto, attraverso la scrittura della lingua e la sistematica opera di raccolta compiuta dagli alfabetizzatori, diventare un duraturo patrimonio comune.
I giovani alfabetizzatori hanno conosciuto sul terreno la realtà della maggioranza della popolazione di cui prima conoscevano a malapena l'esistenza. Hanno imparato ad affrontare le difficoltà di una vita spesso durissima. Hanno conquistato la fiducia della nuova gente coltivando con loro la terra, accudendo al bestiame, contribuendo alla povera economia del villaggio che li ospita, imparando pazientemente i lavori che in città non conoscevano. I rigidi schemi dei rapporti familiari e tribali sono spezzati dalla presenza, dall'agire, dalle idee dei giovani maestri. Parlano della città, delle nuove idee, della necessità di trasformare un modo antico di vivere in uno più moderno, che tuttavia non rinunci al prezioso patrimonio di cultura e di tradizioni accumulato nei secoli. Gli abitanti del villaggio si riconoscono in loro, sanno di appartenere allo stesso popolo. Solo 5 anni fa, in Somalia, nelle poche scuole esistenti in città, si insegnavano ancora I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni,